giornata dedicata all'Alzheimer, la vostra associazione compirà questa visita al giardino sensoriale? In occasione della giornata mondiale che è domani, abbiamo approfittato del pomeriggio per visitare il giardino sensoriale, il giardino che riporta alla memoria dei nostri utenti antichi ricordi. Le piante aromatiche, le piante mediterranee saranno il momento per ricordare, fare riaffiorare, e anche la visita al parco, chiaramente i templi, i ruderi faranno ritornare alla memoria tanti ricordi. E la giornata mondiale comunque il nostro incontro di oggi serve anche per sensibilizzare sui temi di questa patologia che colpisce non solo chi è malato ma soprattutto i familiari, perché la famiglia viene coinvolta in maniera molto importante 24 ore su 24. Quindi noi vogliamo dare un po' di sollievo con la nostra presenza, con il nostro aiuto a queste famiglie che vivono questa realtà. Purtroppo è ancora molto radicato c'è un retaggio psicologico che blocca queste famiglie, ma la condivisione dei problemi, il discorso di avere la possibilità di alleggerire un pochino il peso è invece fondamentale, perché ai malati bisogna ridare anche la dignità. Non basta tenerli a casa, non basta l'affetto personale, bisogna anche fargli fare tante di quelle cose che magari il familiare pensa che non possano fare più. E invece è fondamentale ridare l'opportunità di mantenere rapporti di convivialità, di socializzazione, ed è quello che noi facciamo nella sede dell'associazione, a parte le terapie occupazionali, le stimolazioni cognitive, ma il problema è proprio far rivivere a queste persone i momenti belli, i momenti piacevoli di musica, di ballo, di danza, quindi momenti di serenità e di sollievo per le famiglie. Parliamo della vostra associazione che storicamente da diversi anni si impegna nel territorio. L'associazione è nata nel 2006 ad opera mia e di mio marito Nello Amel, e porta avanti questa attività da tanti anni. Abbiamo avuto un piccolo blocco, ma ora riprendiamo riprenderemo anche le attività in presenza in associazione, con un gruppo che ci aspettiamo sia sempre più numeroso di volontari, ma soprattutto anche che si avvicinino tante famiglie nuove che hanno, ritengo, anche dovrebbero capire che l'aiuto e la condivisione dei problemi serve solo a farli diminuire, a farli sembrare più leggeri. Sono qui con la presidente dell'associazione Alzheimer, la quale poc'anzi ha già espresso ampiamente quale attività noi svolgiamo all'interno dell'associazione. Quello che volevo sottolineare è riprendere il discorso del retaggio culturale che c'è ancora non solo nell'Agrigentino, ma è diffuso in tutta la nostra penisola. L'associazione non offre terapie farmacologiche, offre un supporto psicologico e mette in campo attività non farmacologiche che aiutano, non solo stimolano le capacità residue delle persone che vengono da noi con l'Alzheimer, ma aiutano la famiglia a comprendere come devono dare supporto e aiuto all'interno della famiglia, perché lì il problema. Noi facciamo delle visite domiciliari assieme alla Presidente, ma poi quando andiamo via loro devono essere in grado di comprendere come approcciarsi quando hanno determinate problematiche. Quindi dobbiamo anche lavorare sul discorso di coinvolgere volontari giovani, che giovani propositivi ce ne sono parecchi nell'Agrigentino, perché oggi col discorso dell'innovazione e della tecnologia, i giovani sono molto esperti, si possono fare, ci sono già da Agrigento dei programmi in altri settori del sanitario, sociosanitario, si possono mettere in campo attività di consulenza o di supporto con teleconsulto e telemonitoraggio attraverso l'innovazione e con i fondi che verranno poi distribuiti per il piano regionale Alzheimer che è già in essere.